Professoressa Minucci, qual è nella scuola di oggi il ruolo dell'insegnante come figura educativa? Allora, la domanda è complessa e cioè, interpretare questo ruolo è molto complesso perché non è più sufficiente quello che magari poteva andare bene fino a qualche anno fa, cioè essere competenti nella propria disciplina e quindi avere dei contenuti da trasmettere e da condividere. È diventato sempre più importante mettersi in gioco come persone, quindi andare oltre, diciamo, la linea di cattedra e questo senza perdere autorevolezza, perché i ragazzi hanno comunque bisogno di un punto di riferimento forte. Che da un lato li rassicuri e che dall'altro però anche li tenga, adesso uso questa espressione, ma sotto controllo, nel senso che da parte loro è una sfida continua. Provocano cioè, paradossalmente, tenendo conto che il mio lavoro dovrebbe essere quello di trasmettere anche nozioni e conoscenze, loro sono meno interessati a questo aspetto a volte del mio lavoro. Poi è anche vero che se riesco a farlo bene, cioè se riesco a trasmettere cose in modo interessante, cose dico questa parola, ma insomma contenuti in modo interessante, vedo che in loro si accende anche la luce negli occhi della Ecco appunto curiosità. cosa vi gratifica di più nel rapporto con gli studenti? Ecco appunto, vedere che la difficoltà dell'approccio iniziale, che appunto è anche tanto in questo momento educativo, viene poi superato dal piacere di scoprire che l'insegnante ha qualcosa di interessante per loro da dire, da fare. E quindi quando vedo la luce negli occhi, quando sento il silenzio, che non è il silenzio di chi ha paura che io mi arrabbi se non stanno zitti, perché non alzo mai la voce, non mi arrabbio, ma quando vedo che hanno scoperto qualcosa che prima non sapevano e mi guardano come dire, beh, questa è una cosa che ci fa, insomma, che ci piace. E invece riguardo alla questione tecnologia, riduzione della soglia di attenzione con social, cellulari, come vi ponete? Allora, io che insegno da diversi anni, molti, vero, cioè non posso dire certo di non aver notato che questo è un problema che sta crescendo in maniera davvero preoccupante, nel senso che la capacità di concentrazione da parte loro è sempre meno. Questo ci impegna anche sul fronte del trasmettere contenuti facendo tante pause, non possiamo più pretendere di fare la lezione di 3/4 d'ora e che la loro attenzione resti costante per un arco così lungo di tempo. Quindi bisogna anche proprio rivedere la modalità di lezione. Detto questo, poi sempre l'aspetto tecnologia impegna anche noi, impegna anche me, soprattutto che non appartengo a quella generazione che è nata con i dispositivi tecnologici fra le mani. Io ho dovuto imparare a usare un computer, a usare un iPhone, a usare una casella di posta o una classroom. Quindi bisogna sempre Sì, aggiornarsi. esatto, per cui insomma ho dovuto imparare con loro, ma questo mi impedisce di annoiarmi.